Eder. Mac. Pallister. Sebastiano ormai si è autoconvinto di avere sempre fatto il massimo per scoprire che cosa è successo a Liliana, ma andiamo invece a ricordare come stanno le cose. Poco prima dell'udienza per decidere se archiviare o meno il caso, lui, convinto che si andasse verso l'archiviazione, disse che era sicuro che Liliana si fosse uccisa e lui credeva nel lavoro della procura e per cui se la procura archiviava per lui andava benissimo. Nel contesto del caso Resinovic, Sebastiano Visintin ha recentemente sottolineato il suo impegno costante nel perseguire la verità e la sua opposizione a qualsiasi archiviazione del caso. Tuttavia, se torniamo indietro nel tempo, precisamente al 21 febbraio 2023, emerge una dichiarazione di natura diversa. In quella data, i suoi legali, Alice e Paolo Bevilacqua, insieme a Vincenzo Martucci, avevano rilasciato una dichiarazione che sembrava allinearsi con la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trieste. Questa dichiarazione, riportata dall'agenzia Adnkronos, sottolineava la loro fiducia nel lavoro della Procura, affermando di non aver mai nutrito dubbi riguardo alle indagini condotte. In particolare, i legali di Visintin avevano espresso il loro accordo con le conclusioni della Procura, pur riservandosi il diritto di esaminare tutti gli atti del fascicolo. Questa revisione sarebbe stata finalizzata a valutare, con l'aiuto di esperti, se ci fosse la necessità di ulteriori approfondimenti. Tale posizione suggeriva una certa fiducia nelle indagini svolte dalle autorità competenti, pur mantenendo aperta la possibilità di ulteriori esami qualora emergessero nuove informazioni o discrepanze. La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trieste è stata seguita dalla consapevolezza che l'ultima decisione spettava a un giudice per le indagini preliminari, il quale avrebbe dovuto decidere se procedere con l'archiviazione del caso o ordinare ulteriori indagini. Questo passaggio evidenziava l'importanza di un esame giudiziario imparziale e meticoloso, essenziale per garantire che tutte le circostanze fossero adeguatamente esplorate e che la giustizia fosse servita. In sintesi, la posizione di Sebastiano Visintin e dei suoi legali sembrava inizialmente favorevole alla conclusione delle indagini, ma con una chiara apertura alla possibilità di ulteriori esami, rimanendo quindi attenti e vigili rispetto a qualsiasi nuova informazione che potesse emergere nel corso del tempo. Si intensificano le ricerche del settantenne di Sora, che si è allontanato da casa generando preoccupazione tra i familiari. I carabinieri, insieme al personale delle protezioni civili di Pesco Solido e di Arpino, hanno attivato i droni con termocamera, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro con le unità aeree, anch'esse munite di droni. In arrivo anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Inoltre, le forze dell'ordine comunicano che i familiari dell'uomo scomparso hanno chiesto di non diffondere nessuna foto, perché ritengono che il loro caro si sia allontanato volontariamente e che l'uomo ha con sé le cioce, le calzature tipiche della tradizione ciociara, che ogni tanto indossava. Non sappiamo però se indossate o solo al seguito, spiegano i militari. Sarebbe gradita una segnalazione ai carabinieri di Sora, almeno per avere la consapevolezza che sta bene. Non si arrestano le ricerche di Alphaville Pedrosa de Melo, il 31enne scomparso da Roma lo scorso 31 dicembre 2024. Vigili e operatori sono tornati a scandagliare il territorio della Marcigliana, la zona di campagna a nord-est della capitale, in cerca di qualche traccia del giovane. Dopo il ritrovamento della sua automobile all'ingresso dell'area, sono stati richiesti agli enti preposti i permessi per svolgere ricerche più approfondite, anche nelle zone più impervie e inaccessibili della zona, proprio quelle in cui non sono riuscite ad arrivare le videocamere di sicurezza, i droni e il fiuto dei cani. Le attività di ricerca, come hanno fatto sapere da Penelope Lazio, si sono concluse ieri sera, martedì 11 febbraio 2025, verso le ore 18. Con il crepuscolo. Siamo qui con la madre, personale del commissariato Viminale, polizia scientifica con apparecchiature specifiche e vigili del fuoco, a bonificare un'area ristretta, hanno spiegato a fanpage.it. Non si arrestano le ricerche di Alphaville Pedrosa de Melo,
il 31enne scomparso da Roma lo scorso 31 dicembre 2024. Vigili e operatori sono tornati a scandagliare il territorio della Marcigliana, la zona di campagna a nord-est della capitale, in cerca di qualche traccia del giovane. Dopo il ritrovamento della sua automobile all'ingresso dell'area, sono stati richiesti agli enti preposti i permessi per svolgere ricerche più approfondite, anche nelle zone più impervie e inaccessibili della zona, proprio quelle in cui non sono riuscite ad arrivare le videocamere di sicurezza, i droni e il fiuto dei cani. Le attività di ricerca, come hanno fatto sapere da Penelope Lazio, si sono concluse ieri sera, martedì 11 febbraio 2025, verso le ore 18, con il crepuscolo. Siamo qui con la madre, personale del commissariato Viminale, polizia scientifica con apparecchiature specifiche e vigili del fuoco, a bonificare un'area ristretta, hanno spiegato a fanpage.it. Dopo mesi di difficoltà arriva una soluzione grazie alle Iene e alla fondazione Progetto Arca. Quanto può essere difficile per un bimbo a Milano fare quello che tanti suoi coetanei fanno senza problemi ogni giorno? Nel servizio di Matteo Viviani il racconto della drammatica storia di essa, un bambino di 6 anni affetto da una grave disabilità, che da mesi non può frequentare la scuola perché la sua famiglia non ha accesso all'ascensore del palazzo in cui vive. Un ascensore che esiste, ma che la madre del bambino non può utilizzare perché il proprietario del palazzo in cui vivono non ha aderito alla spesa per la sua realizzazione. La madre di essa, Bibi, ha subito diversi interventi alla schiena e alla pancia e ogni giorno deve affrontare più di 70 scalini portando in braccio il figlio, che pesa circa 12 kg. Per lei ogni uscita è una sfida, ma da 2 mesi essa è rimasto bloccato in casa, impossibilitato a raggiungere la scuola, perché l'unico aiuto trovato fino ad ora è venuto meno dopo Natale. Prima di allora la scuola aveva trovato una soluzione provvisoria, si era offerto di accompagnarlo. Abbiamo trovato un volontario che fino a Natale lo ha portato in braccio fino al mezzo che lo trasportava a scuola, racconta la preside della scuola Rinnovata Pizziconi. Ma da gennaio, senza un aiuto, essa è rimasto chiuso in casa. Le difficoltà che la famiglia deve affrontare non sono poche. La madre non riesce da sola a trasportare il figlio su e giù per le scale e i vicini assistono increduli alla sua lotta. Quando l'inviato l'aiuta a sollevare il bambino, appare evidente che non può farcela da sola. Il padre di essa, Yassin, lavora come rider e paga 1.000 euro al mese per un appartamento fatiscente, con umidità e infiltrazioni d'acqua. 2 settimane fa pioveva dentro casa, spiega, mostrando le macchie di muffa che ha cercato di coprire con la pittura. Quando ha chiesto alla proprietaria un intervento, la risposta è stata l'indifferenza. Ma il problema principale resta l'ascensore. La famiglia ha chiesto alla proprietaria di poterlo utilizzare, ma per ottenere l'accesso deve pagare 10.200 euro, la quota per entrare nella proprietà dell'impianto. Una cifra inarrivabile per loro. L'inviato è riuscito a parlare con alcuni affittuari che hanno ammesso di avere la chiave, ma di non poterla prestare. L'amministratore di condominio ha confermato il netto rifiuto. I proprietari dell'ascensore non vogliono concedere l'utilizzo, nemmeno a pagamento. La scuola ha provato a trovare una soluzione, scrivendo all'amministratore e offrendo un contributo economico periodico per permettere alla famiglia di usarlo almeno per esigenze scolastiche e mediche, ma nessuna risposta è mai arrivata. A dare la svolta alla vicenda è stata Fondazione Progetto Arca, che grazie alla trasmissione ha deciso di intervenire con una soluzione concreta. Alberto Sinigallia, presidente della fondazione, annuncia: abbiamo trovato una casa per la famiglia al piano terra, a 900 metri dalla scuola. Un trilocale senza barriere disponibile tra 2 settimane. Ma l'aiuto non si ferma qui.
La fondazione seguirà la famiglia con un assistente sociale, uno psicologo e un educatore finanziario per aiutarli a costruire un futuro più stabile. Per l'affitto la famiglia pagherà tra 300 e 400 euro al mese, una cifra ben inferiore ai 1000 euro che spendevano per un appartamento fatiscente. E grazie a Banca Etica la fondazione farà da garante per un mutuo che permetterà loro in futuro di acquistare una casa con una rata da 500 euro al mese. Anche il padre di essa, Yassin, potrà finalmente trovare una stabilità lavorativa. Durante l'incontro con la fondazione è emerso che in passato ha lavorato nei trasporti e guidava furgoni. Ora la Fondazione Progetto Arca sta valutando di assumerlo come autista, offrendogli un'opportunità di lavoro più sicura e meglio retribuita. Quando Matteo Viviani porta la notizia a Yassen, la sua reazione è di incredulità. Dopo mesi di difficoltà, finalmente una speranza concreta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.